Le 8 del mattino, giovedì 19 marzo. Buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Fra pochissimo saremo da te, Marco, per approfondire e leggere i quotidiani, quelli nazionali, quelli regionali, ma intanto cominciamo con le notizie. Ieri, nella serata di ieri, c'è stato il via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto per tagliare i prezzi dei carburanti. L'annuncio della stessa Presidente del Consiglio, sentiamo le sue parole. Continua il lavoro del governo per far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti che sono conseguenza della crisi che sta coinvolgendo il Medio Oriente. Fin dall'inizio abbiamo attivato tutti i meccanismi a disposizione per assicurare la trasparenza sui prezzi, per intervenire insieme alla Guardia di Finanza e all'Antitrust nei casi di aumenti anomali al distributore. Il decreto legge prevede sostanzialmente tre cose. Primo, riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi al litro per tutti. Secondo, introduciamo un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori che è pari all'aumento di costi sul carburante che questi autotrasportatori sostengono, perché vogliamo evitare che l'aumento del gasolio si traduca anche in un aumento dei prezzi dei beni di consumo. È una misura che tra l'altro viene prevista anche per i nostri pescatori. Terzo e ultimo punto, molto importante, soprattutto se collegato agli altri, è che prevediamo un meccanismo antispeculazione. Vogliamo cioè legare in modo stringente il prezzo applicato ai consumatori dai petrolieri e dai distributori all'effettiva variazione dei prezzi del greggio a livello internazionale, perché non vogliamo che queste risorse che stiamo investendo, che sono soldi degli italiani, finiscano nelle mani degli speculatori. È un meccanismo che consentirà di fermare subito gli aumenti ingiustificati, di assicurare che petrolieri e distributori abbassino il prezzo al distributore, contestualmente alla diminuzione del prezzo del greggio a livello internazionale. Marco, cominciamo da qui, anche se solitamente parliamo e vediamo i giornali, quelli regionali, in questo segmento della nostra trasmissione, però mi pare che la notizia è su tutti i quotidiani. Esattamente, poi lo vedremo nei quotidiani nazionali, perché è la notizia di apertura ovviamente di quasi tutti i quotidiani. Qualcuno apre con il referendum, ma lo vedremo successivamente. Intanto andiamo sul Sole 24 Ore, perché chiaramente qui viene spiegato, come abbiamo sentito anche nel video del Presidente del Consiglio, come quello che sta succedendo, no? Con il caro carburanti, il taglio temporaneo per 25 centesimi al litro, il Consiglio dei Ministri che vara il decreto legge per frenare la speculazione e poi ci sono le varie misure del governo. Come dicevamo, questo è un titolo che ritroviamo in quasi tutti i quotidiani di oggi. Questo ad esempio ve ne facciamo vedere uno, è il Corriere della Sera, sul caro benzina con le misure. Intanto chiaramente, e qui andiamo sulla notizia che accostiamo a questa, perché continuano i raid intanto sul Medio Oriente, raid sul gas iraniano, Teheran che parla di guerre energetiche, esplosioni da Riyadh al Qatar. Questo cosa provoca? Che mentre in Italia si taglia sul prezzo della benzina, vola il prezzo del petrolio. Il governo intanto appunto vara il decreto, taglio delle accise per 20 giorni, stretta su chi specula e aiuti ai camionisti. Queste le misure principali. Vi porto, per chiudere l'argomento e per far emergere quelle che sono le similitudini e le differenze legate a quello che sta succedendo a livello internazionale sul sito dell'ANSA, ansa.it, perché queste sono le ultime che arrivano dalla guerra. Teheran che attacca in Qatar, con i media che parlano di Trump che valuta l'invio di migliaia di soldati in Medio Oriente. L'effetto qual è? E ritorniamo al discorso della benzina: schizzano i prezzi di petrolio e gas, nuova impennata del greggio, aumento di oltre il 5%. Grazie Marco. Adesso parliamo di Ponte sullo Stretto. Il TAR ha respinto il ricorso degli ambientalisti e dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria.
Nuovo capitolo nella vicenda del ponte sullo Stretto di Messina. Il TAR del Lazio ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal comune di Villa San Giovanni, dalla città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste contro il progetto dell'opera. I ricorsi riguardavano il parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale e gli atti successivi del governo. Secondo i giudici, però, si tratta di passaggi intermedi del procedimento e non di atti che producono effetti diretti sui territori, una decisione che di fatto conferma il ruolo del CIPES nella valutazione finale della compatibilità ambientale di una infrastruttura considerata strategica a livello nazionale. Dal comune di Villa San Giovanni arriva però una precisazione: la partita non è chiusa. L'amministrazione sottolinea infatti la possibilità di impugnare la delibera del CIPES che approva il progetto definitivo, atto che tra l'altro al momento non è ancora efficace perché la Corte dei Conti non ha concesso il visto di legittimità. Il confronto sul ponte dunque resta aperto tra battaglie legali e decisioni ancora da definire. Il tema del ponte è praticamente, non dico quotidiano, ma diciamo Diciamo di sì. decennale, se così possiamo dire, però al di là delle battute che chiaramente ci possono stare su un'impresa che ancora non è stata realizzata ma di cui si parla da tempo, andiamo invece sulla cronaca, sulla Gazzetta del Sud, per farvi vedere quello che è il titolo legato a questo argomento: respinti i ricorsi di sindaci e ambientalisti. Siamo sul quotidiano di Messina e anche di Reggio Calabria, per cui chiaramente proprio le due città più interessate al ponte. A rivolgersi al TAR del Lazio erano stati i comuni di Villa e Reggio e le associazioni. Dalla Gazzetta del Sud ci spostiamo poi sulla Sicilia, perché vi facciamo vedere il titolo legato appunto al ponte. Siamo nel taglio basso di una pagina interna del quotidiano catanese. Il TAR parla di inammissibilità per quanto riguarda i ricorsi di comuni e ambientalisti. Non spetta alla Commissione ma al CIPES o al CDM decidere sulla compatibilità dell'opera, un assist diciamo all'opera stessa, dopo che Salvini ne aveva parlato anche nei giorni scorsi dicendo che ormai sono talmente tanti gli ostacoli che non avrebbe dato più date in cui ipotizzare di realizzare quest'opera. Stop ai ricorsi contro il ponte sullo Stretto di ambientalisti, comune di Villa San Giovanni e città metropolitana di Reggio Calabria, depositati appunto a dicembre di 2 anni fa. A te. Sì, grazie Marco. Parliamo di trasporti in qualche modo, perché il ponte chiaramente è un'infrastruttura importante per la viabilità, per i trasporti. Adesso parliamo di trasporti per la Pasqua e contro il caro voli, perché il Sicilia Express ritorna anche per le prossime festività. Il treno speciale della regione, che è dedicato ai fuorisede e dà la possibilità a questi di rientrare in famiglia con biglietti diciamo con prezzi calmierati rispetto al caro voli. Torna per il secondo anno consecutivo il Sicilia Express di Pasqua, il treno speciale promosso dalla regione siciliana insieme a treni turistici di Trenitalia per il rientro dei siciliani che vogliono trascorrere le feste in famiglia. Un modo per contrastare il caro biglietti che non riguarda soltanto gli aerei. Mentre a Natale sono stati 2 i treni, a Pasqua sarà un solo convoglio con partenza da Torino Portanuova il 2 aprile e ritorno dalla Sicilia verso il nord il 7 aprile. Per garantire il convoglio con prezzi calmierati e con intrattenimento a bordo, la Giunta regionale ha stanziato 153.400 euro di finanziamento. Il treno partirà da Torino Portanuova alle 11.50 di giovedì 2 aprile e dopo aver toccato le principali città del nord e del centro del paese arriverà a Messina alle 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì si sdoppierà. Alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo dove giungeranno alle 12.05, altri verso Siracusa dove l'arrivo è fissato alle 12.30. I posti disponibili sono 550. Il costo dei biglietti parte da 29,90 euro secondo la tipologia dei posti. La vendita comincerà domenica prossima 22 marzo. Il Sicilia Express è pensato per consentire ai passeggeri non soltanto di affrontare il viaggio, ma di vivere un'esperienza che li accompagni già dal momento della partenza verso casa. Marco, allora
Adesso parliamo del Sicilia Express. Parliamo del Sicilia Express, andiamo sulla pagina della Sicilia in cui troviamo la notizia che abbiamo sentito anche nel servizio di Maglio Viola, il Sicilia Express che torna anche a Pasqua, partenza il 2 di aprile, abbiamo sentito anche tutti i dettagli, ma comunque ne diamo anche noi, il treno che partirà da Torino Porta Nuova alle 11:50 di giovedì 2 aprile e dopo aver toccato le principali città del centro-nord del paese arriverà a Messina alle 8:45 del giorno dopo, per cui insomma, il calcolo delle ore in treno è facilmente fatto. Una notizia correlata che vi faccio vedere la troviamo invece su Repubblica Palermo, perché parliamo ovviamente di Sicilia Express quando si parla di caro voli, perché appunto si dà la possibilità ai ragazzi, soprattutto agli studenti, di tornare dalle loro famiglie. Ma a Pasqua in Sicilia, andiamo a vedere quello che leggiamo, è previsto un boom di turisti. Negli aeroporti 530.000 arrivi, siamo su Repubblica Palermo. In aumento il traffico passeggeri, appunterà il incremento del 15% di viaggiatori stranieri, aumentano i prezzi dei biglietti per i fuorisede che vogliono rientrare per le ricorrenze e di conseguenza torna il treno Sicilia Express della regione da Torino Porta Nuova a Palermo e a Siracusa, notizie come visto che la Repubblica Palermo ha sintetizzato nello stesso articolo. Bene, adesso invece parliamo della mancata aggiudicazione del titolo di capitale della cultura di Catania per il 2028. Questo ambito riconoscimento è andato ieri alla città di Ancona, tra delusioni e interrogativi. Comunque adesso ci sono delle iniziative che vengono prese già subito dal sindaco di Catania, che ha convocato per venerdì, farà il punto con tutte le associazioni, con tutti coloro che hanno partecipato al progetto, perché non ci si deve fermare, ma bisogna proseguire in questo cammino. Ma sentiamo i particolari. Catania sfiora il sogno e resta a mani vuote. La città etnea non sarà capitale italiana della cultura 2028. Una corsa entusiasmante, un progetto ambizioso, ma il traguardo sfuma all'ultimo metro. Ad aggiudicarsi il titolo è la città di Ancona. Facciamo i complimenti al capoluogo marchigiano, seppur convinti della completezza del dossier proposto da Catania, che deve riprovarci. Il commento del presidente della regione Schifani. Gli auguri ad Ancona arrivano anche dal sindaco di Catania Enrico Trantino. Il percorso intrapreso non si ferma. La candidatura non era un punto di arrivo, ma un metodo che intendiamo portare avanti con determinazione. Un dossier capace di raccontare una città viva, pronta a scommettere sulla cultura come leva di sviluppo, sulla rigenerazione urbana e sui giovani. Un progetto che aveva acceso entusiasmo tra istituzioni, associazioni e cittadini. Non è bastato nemmeno l'appello dello showman Fiorello, testimonial illustre della città etnea. E tra le riflessioni, la ragione della sconfitta. Potrebbe aver pesato anche l'esperienza recente di Agrigento, designata capitale italiana della cultura 2025, ma segnata da difficoltà e criticità nell'attivazione dei progetti. Resta comunque la consapevolezza di aver acceso un riflettore nazionale su Catania, sulle sue potenzialità e sulle sue bellezze. Adesso la sfida è non spegnere quell'energia e Catania ancora una volta dovrà dimostrare di saper ripartire. Marco, allora possiamo dire che c'è grande delusione, ma c'è grande voglia però anche di riproporsi e di continuare a proseguire questo progetto. Anche consapevolezza, no? Certo. Anche perché poi, come diceva Desiree Ferlito nel suo servizio, Catania è abituata a ricominciare e a ripartire. Una caratteristica di questa città, chiaramente la delusione c'è, la andiamo a leggere anche sulle pagine di Catania della Sicilia. È capitale mancata, ma è un progetto che continua. Il verdetto, ieri al Ministero della Cultura, proclamata Ancona, che è appunto nelle Marche, fra delusione e rilancio. Il nostro dossier Catania Continua va rispettato, onorato e perseguiti gli obiettivi per gli autentici valori di partecipazione con cui è stato ideato e realizzato, ha commentato appunto il sindaco Trantino, convocando, come ricordavi tu, Angelo, per domani alle 10 a Palazzo della Cultura i rappresentanti di enti e associazioni che hanno contribuito al progetto. Se andiamo nella pagina
in terna, vediamo il titolo anche della pagina interna, perché il pezzo prosegue appunto nelle pagine interne della Sicilia. Non sarà capitale 2028, ma il progetto andrà avanti con le parole sottolineate di Trantino. Abbiamo altri obiettivi da condividere con le associazioni che ci hanno sostenuto, e lo sguardo va alla possibilità del 2038, con tutte le spiegazioni annesse e connesse a quello che è successo ieri e alla scelta di Ancona, con appunto, l'abbiamo sottolineato, la delusione da parte di Catania, ma anche la volontà di continuare nel percorso. Sì, Marco, adesso c'è un aggiornamento, un'ultima ora. I carabinieri di Catania e di Siracusa stanno dando esecuzione praticamente da qualche ora ad un'ordinanza applicativa di custodia cautelare, è stata emessa dalla GIP del Tribunale di Catania su richiesta della DDA nei confronti di 2 persone che sono ritenute responsabili in concorso di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento, seguito poi anche da incendio, reati aggravati anche dal metodo mafioso. Questo episodio è avvenuto nel mese di gennaio di quest'anno, avrebbe come momento dissidi in materia di stupefacenti tra le vittime e uno degli esecutori, il figlio di un esponente del clan Cappello Bonaccorsi. I particolari di questa operazione li conosceremo meglio nel corso della conferenza stampa che è stata convocata in procura a Catania per le 11, quindi vi aggiorneremo nel corso dei nostri telegiornali. Adesso voltiamo però pagina, perché parliamo di sport, di calcio in particolare. Ieri le prime parole da nuovo allenatore del Catania, di William Viali. Sentiamo, vediamo questo servizio e poi leggiamo anche le pagine dei giornali. Gavetta, quella che ha fatto in carriera, ed elasticità nella sua interpretazione del calcio sono le 2 parole che caratterizzano William Viali nella conferenza stampa di presentazione, in cui è stato accompagnato da Grella, Zarbano e Pastore. L'allenatore non guarda le scadenze di contratto che lo legano al club fino al giugno 2027. Onestamente non sono in cerca di un contratto, sono venuto qui per sognare. Questo è il mio obiettivo. Pretendo dai miei calciatori, perché ce l'ho io, una grande ambizione. Per me il Catania calcio sono questi 3 mesi. La dirigenza parla della scelta su Toscano, maturata nel tempo e non nell'ultima partita. Poi si torna a Viali, la difesa a 4 è nelle corde del tecnico, ma Cosenza ha giocato a 3. Quello che gli chiede anche la dirigenza è un gioco propositivo. Che è un po' la mia caratteristica, delle mie squadre, di quello che faccio normalmente nella mia metodologia, una cosa che a me piace, e perché credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo di un livello altissimo per questa categoria. La corsa di Viali è incominciata, l'obiettivo sono i playoff. Io sono un allenatore molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è assodato. Ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. Ce l'hai là. Allora Marco, hai seguito tu ieri la conferenza stampa di presentazione di Viali. Prima di leggere il giornale, la tua personale sensazione? La considerazione, Angelo, è chiaramente di un allenatore che deve cambiare qualcosa, perché è questo che gli ha chiesto la dirigenza, cambiare il modo di imporre il proprio calcio del Catania. Ovviamente lo deve fare in fretta e per quello ha bisogno anche che la dirigenza lo sostenga. Ieri abbiamo visto, sono girati anche i video dei primi allenamenti del Catania con Viali e c'era tutta la dirigenza lì ad assistere. È chiaro che il percorso deve essere veloce, perché i playoff indicano che il Catania deve essere veloce a cambiare, a dare una nuova impostazione. Ritorniamo sui giornali, andiamo sulla Sicilia di oggi, perché ci sono appunto anche qui le parole di Viali. Cerco maggiore aggressività, soprattutto negli ultimi 20 metri, un po' Angelo quello che si rimproverava alla squadra di Toscano, no? Una squadra che riempiva poco l'area di rigore, che creava poche occasioni, che era magari, perché lo dicono i numeri, fortissima in difesa, ma meno in attacco, considerando poi
i tanti giocatori d'attacco che il Catania possiede. Ritrovo con piacere Caturano, dice Viali, l'ho guidato a Cesena, il modulo non è fondamentale, il sistema di gioco, conta l'interpretazione della gara. Marco, anche perché insomma non ha allenato soltanto Caturano, ha allenato Di Tacchio, Ierardi, se non sbaglio, Di Tacchio, Ierardi e Corbari. Forte e Corbari. Quindi, insomma, sono i giocatori. 5 giocatori di questa rosa li conosce bene. Esattamente, esattamente, e sa anche quelli che sono le loro caratteristiche. Ad esempio il caso di Corbari è emblematico, è un giocatore che può giocare da mezzala con i nuovi sistemi che adesso chiaramente valuterà Viali e che potrebbe dare il meglio di sé. Restando ancora ai quotidiani e tornando ai quotidiani, andiamo a vedere quello che troviamo invece come idea di ciò che è successo nel primo allenamento di Viali, perché ieri era la prima in tutti i sensi per Viali, la conferenza stampa e poi di pomeriggio l'allenamento della squadra, che ricordiamo giocherà lunedì la partita con il Casarano. Maggiore occupazione degli spazi con più uomini in area avversaria, quello che dicevamo poco fa, che è stata anche la nostra domanda ieri a Viali durante la conferenza stampa. Le indicazioni, prove a tutto spiano fra moduli da alternare, tutti i giocatori da far ruotare. Forte e Rolfini sono ancora KO, anche se Forte è vicino al rientro. Stesso discorso vale per Cicerelli, speranze di recupero per l'attaccante del Catania. Se ho un altro minuto, credo, Angelo, vado a darvi invece i titoli delle prime pagine dei quotidiani regionali per rivederli insieme, partendo dalla Gazzetta del Sud, che apre con le notizie che poi vedremo a livello nazionale: impianti energetici dell'Iran sotto attacco, caro benzina, il governo che taglia le accise. Poi abbiamo visto il ponte con i ricorsi respinti di sindaci e ambientalisti. Nel frattempo torna il tema area dello Stretto che viene rilanciato nella campagna elettorale a Messina. Ricordiamo poi le elezioni che ci saranno. Andiamo sulla Sicilia, anche in questo caso il tema principale, come vedremo anche a livello nazionale, legato alla benzina. Arriva il taglio delle accise, c'è anche l'attacco del PD che la considera una mossa elettorale. Poi nella rassegna stampa nazionale vedremo appunto queste considerazioni. Prezzi alle stelle, la Premier Meloni, così possiamo evitare l'impatto della crisi, l'abbiamo sentita proprio all'inizio di questa nostra trasmissione. SAC, il primo bando ad aprile, piano di rilancio su Comiso, la mappa delle privatizzazioni per quanto riguarda gli aeroporti. E poi a Palermo, folklore, scontri e tensioni, il fuoco di San Giuseppe, in città accese le tradizionali vampe per il 19 di marzo, appunto, San Giuseppe è festa del papà. Giornale di Sicilia, la carica dei 30.000 per il posto alla regione. Il Giornale di Sicilia di solito si occupa di tutte le vicende che riguardano la regione anche in termini amministrativi. Sono in lizza per 322 ruoli, 200 nei centri per l'impiego e gli altri negli assessorati. Le prove di selezione dovrebbero essere messe in calendario per l'inizio dell'estate in una regione chiaramente che va sempre alla ricerca di lavoro. Questa comunque diventa una notizia. E poi chiudiamo con Repubblica Palermo, che si concentra invece sul referendum del fine settimana, perché parla del nodo dei fuorisede. I partiti ne reclutano addirittura 15.000. La corsa dei leader del no per far votare da rappresentante di lista chi vive lontano da casa. Negli elenchi studenti, docenti, medici chiedono di andare alle urne, pure i turisti nell'isola. Ci sarà sicuramente un'affluenza importante per questo referendum. Speriamo di sì, per quanto riguarda almeno l'affluenza. Allora, Marco, grazie intanto. Fra poco torneremo da te perché leggeremo i quotidiani, quelli nazionali, come già hai anticipato. Adesso invece diamo uno sguardo alla viabilità. Siamo sulla città di Catania, questa è la circonvallazione, una parte bassa di via Lodorico da Pordenone, auto in fila, auto in colonnate. Evidentemente la mattinata dal punto di vista del traffico si presenta piuttosto complicata. Dalla circonvallazione adesso andiamo a vedere cosa succede su via Vincenzo Giuffrida. La nostra telecamera, evidentemente causa pioggia che anche nella notte c'è stata.
non ci restituisce un'immagine limpida e chiara, però sicuramente la situazione anche in via Vincenzo Giuffrida, come abbiamo visto, è piuttosto complicata. Qui siamo ancora sulla circonvallazione, adesso invece vediamo con cosa vi possiamo offrire. Cerchiamo di offrirvi l'Etna, ma è impossibile. Vedete, il cielo anche oggi è particolarmente nuvoloso, vediamo diciamo, la neve a bassa quota, da Taormina vediamo anche l'Etna, anzi immaginiamo di vedere l'Etna con qualche, diciamo, spruzzatina di neve nella parte bassa. Il golfo di Taormina ci restituisce comunque un cielo piuttosto nuvoloso anche oggi. Allora ci dobbiamo fermare almeno per il momento, fra poco saremo di nuovo insieme, leggeremo i quotidiani nazionali con Marco Carri e poi ci prepareremo alla nostra giornata con gli ospiti previsti nella nostra mattinata. Allora, come promesso, adesso andiamo in postazione da Marco Carli nuovamente per leggere i giornali, i quotidiani nazionali. Noi partiamo, Angelo, dai siti, in questo caso andiamo sul sito dell'Ansa perché vediamo le ultime per dare un po' un quadro della situazione, perché l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche prima, i titoli dei quotidiani nazionali sono soprattutto sul taglio delle accise per quanto riguarda i carburanti, ma c'è ovviamente tanto spazio per quello che sta succedendo in Medio Oriente. Allora facciamo un po' il punto con Teheran che attacca in Qatar, Trump che valuta l'invio di migliaia di soldati in Medio Oriente. Intanto schizzano i prezzi di petrolio e gas, nuova impennata del greggio, aumento di oltre il 5%, con il Washington Post che dice il Pentagono punta a chiedere 200 miliardi al Congresso per la guerra. Attenzione, questa è una cifra importante che fa un po' pugna anche con i sostenitori, con quello che pensano i sostenitori di Trump, che rischia parecchio, ma che sembra voler continuare con questa guerra. Tanto è vero che se andiamo a leggere questi, il punto minuto per minuto, ora per ora dell'Ansa, andiamo a prendere questa notizia delle 4:03 della notte italiana, chiaramente, con Trump che dice distruggeremo giacimento di gas dell'Iran se Teheran attaccherà di nuovo il sito del Qatar. Il presidente americano Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto in Qatar, appunto. E tutto questo ha creato, come leggete anche nella notizia precedente, l'impennata del greggio Brent con l'aumento di oltre il 5% a causa appunto dei nuovi timori relativi alle forniture energetiche dal Medio Oriente. Ritorniamo sulle pagine invece della carta stampata per dare un po' il quadro di quelle che sono le tre notizie principali che troviamo sui quotidiani, partendo appunto da quella sui carburanti, le accise giù per 20 giorni, questo ha creato polemiche politiche, taglio di 25 centesimi al litro, soprattutto per il diesel, sapete che è stato il diesel ad avere i maggiori rincari. Pronti a ulteriori azioni, dice Meloni, se l'Europa apre sul meccanismo degli ETS, il PD mossa elettorale, è la riduzione del prezzo col credito d'imposta per camion e tir e più controlli da questo Mister Prezzi, che è stato adesso ribattezzato così, diciamo chi controlla che non ci siano speculazioni come certamente sono state fatte per quanto riguarda i carburanti. Andiamo invece sempre dal Corriere della Sera su ciò che succede nel Golfo e nella guerra in Iran, missili sul gas, intanto ucciso un altro ayatollah. È il ministro dell'intelligence e della repressione, in questo caso, impiccato intanto a Teheran, pensate, un cittadino svedese. Incursione dell'IDF sul giacimento iraniano di South Pars, poco dopo Teheran ha risposto con un raid su un impianto del Qatar e diventa una vera e propria guerra dell'energia, ecco perché in Italia appunto si cerca e si va a provare un'alternativa, tanto è vero che appunto la Repubblica apre con questo titolo: gas e petrolio bersagli di guerra. Israele colpisce il più grande giacimento iraniano, Teheran minaccia di attaccare i pozzi del Golfo. Poi c'è l'altro tema
della giornata, che è il tema della settimana in Italia, è quello del referendum, visto che ci si avvia al voto. La piazza unita per il no, leggiamo su Repubblica, scoppia il caso del Mastro, a Roma manifestazione delle opposizioni compatte contro la riforma Nordio, bufera intanto sul sottosegretario alla giustizia in affari con la figlia di un mafioso, leggiamo su Repubblica. Vi dicevo che i titoli principali sono legati al tentativo di limitare il caro della benzina. Li troviamo ad esempio sulla Stampa con questo titolo, accise giù di 25 centesimi, Israele e Stati Uniti attaccano intanto i giacimenti di gas in Iran, con Teheran che minaccia una guerra economica su larga scala, questo sulla Stampa, mentre altre notizie riguardano, come detto, invece la prosecuzione della guerra. Tante aperture sulla benzina, qualche altro quotidiano che si concentra invece su ciò che sta succedendo sul campo. Ad esempio, questo è il Manifesto. A macchia d'olio è il titolo che troviamo sul quotidiano. Le bombe di Israele e Stati Uniti che colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas, rappresaglie di Teheran a difesa del patrimonio nazionale. Missili sugli impianti del Golfo, la guerra arriva in Africa e Asia senza carburante, le economie tremano, per cui appunto quotidiani che decidono di aprire con questo tema legato invece alla guerra. Guerra dei prezzi in questo caso, che viene limitata, come abbiamo detto, e che Avvenire traduce in questo titolo: acqua sulla benzina, decreto per tagliare di 25 centesimi al litro il prezzo dei carburanti, stop ai rincari con Israele che attacca un giacimento di gas e con Teheran che si vendica colpendo un impianto in Qatar. Abbiamo già letto quelle che sono le intenzioni di Trump, che sono quelle appunto di controbattere colpo su tutto ciò che sta succedendo appunto nel Golfo. Torniamo invece all'altro tema, perché vi dicevo che appunto c'è il tema dei carburanti, che abbiamo ampiamente dibattuto anche nella prima parte della nostra trasmissione, c'è il tema della guerra che prosegue con i conseguenti rincari per l'energia, per cui sono due macro argomenti che sostanzialmente si intrecciano, e poi c'è il tema del referendum, che invece è prettamente italiano, lo sappiamo, e che divide l'opinione pubblica e divide anche i titoli dei quotidiani. Andiamo a guardarne un po'. Ad esempio, lì ritroviamo questi titoli su Domani. Domani apre proprio con il referendum. Referendum, la grande paura, questo è il titolo. Meloni e Schlein a caccia di voti. Scandalo sul sottosegretario del Mastro, era in affari con la figlia di un mafioso, è un po' lo stesso titolo che abbiamo visto su Repubblica. Governo e centrosinistra convinti che la riforma si giochi sul filo, l'esito sarà uno tsunami politico, questo dice Domani. I comitati del no, difendiamo la democrazia, spot elettorale della destra, microtaglio della benzina. Questo è il tema della giornata di ieri, l'ha detto anche Schlein. Si presumono gli esponenti del centrosinistra che dal centrodestra sia arrivato appunto il taglio delle accise proprio nel momento che precede il voto del referendum. Stesso discorso pressappoco, anzi un discorso un po' diverso legato al sì e al no, lo ritroviamo su Riformista. Un sì da sinistra, il no non fa i conti con la propria storia. Dunque totale apertura della pagina di Riformista, che arriva proprio sulla riforma che dovrebbe avere la giustizia. Diario di un sì, anche il commento di Claudio Velardi è relativo appunto al referendum. Sullo stesso tema troviamo Libero, anche in questo caso apertura sul referendum, il sì conviene anche ai conti, forum con Nordio e Zanon, che ovviamente il Guardasigilli non poteva che essere d'accordo, la giustizia che non funziona ci costa ogni anno il 2%
2% del PIL. Il presidente del Comitato Pro Riforma, il no, difende solo il potere dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Ovviamente dite no, è diverso quello che troviamo ad esempio sull'unità. Stiamo parlando chiaramente dello stesso argomento, ma gli schieramenti sono diametralmente opposti. Allora sull'unità andiamo con questo titolo: Sinistra Unita in piazza per il no, con Schlein che dice chiaramente difendiamo la Costituzione. È un tema che viene portato avanti da chi indica il no come scelta perché chiaramente è quella legata alla Costituzione italiana, mentre dall'altra parte si parla di un cambiamento ovviamente epocale della giustizia in Italia. Chiudiamo invece questo tema e anche la nostra rassegna stampa nazionale con il Tempo, perché anche in questo caso si sceglie il referendum come titolo principale, e in questo caso la Costituzione che vediamo ad esempio sull'unità, nel caso del Tempo diventa la mucchiata del no, pro-PAL, pochi sindaci, comunità islamiche e migranti con i cappellini della CGIL, in Piazza del Popolo la mini adunata del no che per Landini dovrebbe battere Meloni. È uno scontro politico, lo sapevamo, e tale diventa anche sui quotidiani. Grazie Marco. Adesso noi andiamo avanti, ci fermiamo, c'è una prima sosta e dopo andremo ad avere in studio il primo ospite. Parleremo proprio della delusione per la mancata proclamazione e l'aggiudicazione del titolo di capitale della cultura 2028 per Catania. Lo faremo con Antonio Di Grado, ex docente di letteratura italiana all'Università di Catania. Tutto questo fra poco. Troveremo Marco invece più avanti nella nostra mattinata. Torniamo insieme, eccolo qui il primo ospite della mattinata. Buongiorno professore Antonio Di Grado. Buongiorno, ex docente di letteratura italiana all'Università di Catania. Allora per questo noi parliamo con lei di questa grande delusione in qualche modo che c'è, è inutile negarlo, perché a un certo punto dopo gli interventi di personaggi importanti come l'astronauta che è vicino a noi, il nostro Palmitano, nostro quasi concittadino, diciamo così, di questa terra, Di Fiorello, che è un noto showman che aveva fatto da testimonial proprio alla causa di Catania. Resta un po' di amaro in bocca per come sono andate le cose. Certamente è una decisione che rattrista ma che non meraviglia. Io intanto vorrei fare i complimenti ad Ancona, che evidentemente meritava. Tra l'altro leggo nelle motivazioni che viene premiata in Ancona la vocazione al mare, e proprio Catania qui ha poco da vantare, perché Catania ha sempre nascosto il mare. La cementificazione della scogliera dell'Armisi, di cui si sta parlando, è una prova, ma è una delle tante. E comunque non mi meraviglia, anche perché dopo il flop, ed è stato veramente un flop di Agrigento, sarebbe stato strano immediatamente dare la palma a un'altra città siciliana. In qualche modo, secondo lei, allora questo ha influito, ha pesato? Probabilmente sì, probabilmente sì. Quanto io non conosco il progetto e non posso certamente giudicarlo, immagino che sicuramente sarà un buon progetto, ma rispetto ai tempi in cui ero direttamente impegnato, come dire, nell'organizzazione culturale e nella politica culturale in questa città, e parlo degli anni 90, del grande risveglio della Catania degli anni 90, la Catania della musica, del teatro, la Catania di un'effervescenza culturale straordinaria, quella di 30 anni fa. Devo dire che la differenza oggi non sta nell'operato di questa o quella amministrazione, sta nel fatto
che noi allora trovammo un ricchissimo sottosuolo di attività culturali, teatrali, musicali. Catania era la capitale della musica, fu chiamata allora la Seattle d'Italia, che andavano riscoperte, non ci voleva niente a riscoprirle, a tirare fuori queste energie che finora stavano al sottosuolo ed erano state ignorate, e fu una stagione bellissima quella degli anni 90. Oggi non so. So poco, probabilmente, delle attività culturali ancora in questa città, poco mi interessano e mi affascinano, come dire, le iniziative dei grandi teatri, e più sono curioso invece proprio di ciò che brulica ancora nel sottosuolo, e sicuramente molto c'è. Non so quanto oggi l'amministrazione sia vicina a questo mondo e abbia intenzione di tirarlo fuori, di farlo esprimere. Professore, ma la sfida in qualche modo che il sindaco Trantino, che si è complimentato con la città di Ancona subito dopo la proclamazione, quella di trasformare, cioè questo dossier che era stato presentato in occasione di questa candidatura, in un programma concreto per la città, in qualche modo può però restituire alla città non tutto, però diciamo quello che si era programmato. Sicuramente sì, non so quali saranno gli interlocutori privilegiati, non so chi sarà chiamato a collaborare in futuro a questo progetto. Io, ripeto, tengo molto a ciò che non si vede immediatamente, alle tante energie sprecate che ci sono ancora in questa città, teatrali, musicali, culturali in genere, alle operazioni di volontariato che ci assicurano molto meglio di quanto facciano forse le istituzioni, che so, l'apertura dei musei, penso a quello che fanno le officine culturali al monastero dei Benedettini, aprendolo al pubblico, facendolo visitare, facendolo teatro di manifestazioni culturali. Ecco, su queste energie bisognerebbe puntare. Domani mattina il sindaco di Catania ha convocato a Palazzo della Cultura per le ore 10 un incontro con tutti, diciamo, i soggetti, con tutti i partner che avevano dato il loro appoggio, che stanno dando il loro appoggio al sindaco per questa candidatura. Il fatto che ci sia questo incontro, questo confronto, è un modo per dire, come prima sottolineavamo, il fatto che il progetto non va perso, che va proseguito. Bisogna vedere adesso con quali risorse, perché certo si è perso quello che era il contributo che veniva dal Ministero della Cultura per portare avanti il progetto, ma indubbiamente ritrovare risorse importanti anche da un punto di vista economico e riproporre queste idee che erano state messe sulla carta per farle diventare qualcosa di concreto, indubbiamente potrebbe poi lasciare alla città, dare alla città qualcosa di significativo per il futuro, e magari una nuova eventuale candidatura di Catania si ritroverebbe questo bagaglio importante. Certamente, bisogna anche vedere, ripeto, quali saranno gli interlocutori di questa nuova iniziativa e di questa prosecuzione del progetto. Io consiglierei, se il mio consiglio può servire a qualcosa, al sindaco di guardare meno alle grandi istituzioni culturali tradizionali, università compresa. L'università da qualche anno, e lo dico da ex docente universitario, non parla alla città. Di guardare meno alle istituzioni e più alle energie disseminate nel territorio. Insomma, riscoprire
quello che è la vis Sì, non proprio manifesta della città, ma la tutte quelle creatività diffusa proprio. perché Catania ha sempre dato da questo punto di vista. Lei prima citava fenomeni importanti anche da un punto di vista musicale. Da Catania sono partiti tanti movimenti anche nell'innovazione della musica stessa. Io ho visto venire fuori Carmen Consoli, ho collaborato col grande Franco Battiato alle estati catanesi, ho visto i tanti gruppi rock che si avvicendavano c'è sulla stato un scena grande musicale momento catanese. anche nel rockabilly con fenomeni importanti. Da Catania a Catania sono nati i De Novo, non lo dimentichiamo. C'è stato diciamo una fase, lei diceva bene, eravamo negli anni 90. C'erano figure come Checco Virlinzi che portò il Rem allo stadio, furono veramente anni indimenticabili. Insomma, bisogna allora guardare al passato per pensare al futuro. Questo possiamo anche riprendere e coniare questo tipo di... prima di lasciarci, lei ci ha dato per grandi linee diciamo, dei suggerimenti che potrebbero essere presi, ma una sua personale indicazione, così che gratuita, a parte quello che abbiamo già dato, che ne so, che può riguardare la cultura, può riguardare in senso insomma, teatro oppure la letteratura o perché no anche ancora la musica. Non posso che ripetere in fondo quello che ho già detto, intanto appunto l'attenzione a questa che ho chiamato questa creatività diffusa e poi naturalmente una maggiore attenzione, un maggiore scrupolo nella tutela e nella fruizione dei nostri straordinari beni culturali e artistici. Di questo ne parleremo fra poco, professore, perché nel fine settimana ci sono le giornate FAI e quindi si riscoprono le giornate di primavera del FAI, si riscoprono monumenti che restano chiusi molto spesso, che non sono aperti al pubblico e in qualche modo valorizzare quel patrimonio che abbiamo magari sotto gli occhi di tutti, ma che poi in realtà non riusciamo neanche a visitare, non riusciamo neanche a vedere noi stessi che viviamo la città. In questo senso, a partire anche dalle nostre stupende chiese che spesso sono chiuse, e questo non dipende dall'amministrazione ma dalla curia. Allora, questa è l'indicazione stamattina che abbiamo dal professor Antonio Di Grado, che ha parlato sì da ex docente di letteratura italiana dell'Università di Catania, ma in qualche modo anche da uomo che vive la città oggi, che vorrebbe qualcosa di diverso per la città di Catania. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Ci dobbiamo fermare e fra poco cambieremo tema assolutamente, perché parleremo ancora una volta di salute e lavoro, che è un binomio inscindibile e che ci porta anche poi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutto questo fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora un po' di instabilità al sud, specialmente sul versante adriatico e ionico, con degli acquazzoni in esaurimento nella seconda parte di giornata. Meglio al nord sui settori tirrenici, mentre in Sicilia avremo ancora un po' di variabilità sul versante tirrenico e sull'area dello stretto, specialmente nella prima parte del giorno, con qualche piovasco, anche delle nevicate sui monti Nebro di oltre i 1000 metri. Temperature infatti basse per il periodo, per venti da nord, le massime non vanno oltre i 14-15 gradi e di notte si scende anche sotto i 5 gradi sulle aree interne. Vediamo poi la giornata di venerdì, che sarà ancora caratterizzata da un po' di instabilità, soprattutto sul lato ionico, con qualche piovasco, qualche rovescio anche sulle aree montuose interne, mentre andrà meglio sul resto della regione, con anche delle belle ampie schiarite. Le temperature si mantengono comunque abbastanza basse, in lieve aumento i valori diurni, che saranno intorno ai 15-17 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci, siamo di nuovo in studio e ritrovo con piacere a Buongiorno Sicilia l'ingegnere Antonio Leonardi. Buongiorno, che è direttore del Dipartimento della Prevenzione ASP di Catania. La prevenzione, abbiamo sempre detto, è fondamentale, è importantissimo, e anche il messaggio che viene lanciato, quello della prevenzione,
non è mai troppo. Assolutamente sì. E noi parliamo di prevenzione a 360 gradi, quindi diciamo la prevenzione negli ambienti di vita, negli ambienti di lavoro, per quel che riguarda la tutela della salute pubblica e tutta la comunità. Quindi ovviamente partiamo anche dai luoghi di lavoro. Recentemente abbiamo realizzato questo profilo di salute della provincia di Catania, che tra l'altro si può trovare sul nostro sito, e che è la fotografia del stato di salute della nostra provincia, quindi è una mappa delle zone, anche delle zone dove c'è più bisogno, dove ci sono più bisogni di salute, dove è necessario quindi intervenire anche con degli strumenti. Quando lei fa riferimento alla condizione di salute, fa riferimento alla salute in senso generale? In senso generale, esattamente, questo in senso generale, per cui riguarda anche le cause di mortalità, i tassi di mortalità, le malattie infettive, ovviamente riguarda la problematica degli screening, delle vaccinazioni, del contesto demografico, dell'invecchiamento della popolazione, dei fattori di rischio quale la sedentarietà, il bisogno della necessità del movimento, la corretta alimentazione. Ecco, tutto questo profilo di salute che abbiamo analizzato come primo edizione, perché un profilo di salute di un territorio provinciale è uno strumento dinamico e che quindi si evolverà nel tempo anche con ulteriori dati che poi possono servire anche a chi governa, quindi ai sindaci, anche per poter fare degli interventi su determinate zone che sono considerate a maggior rischio o che hanno più bisogno dal punto di vista sociosanitario. Senta, nei giorni scorsi c'è stato un vertice. Sì. Un vertice, mi permetto di dire, e spero di non utilizzare un termine sbagliato, cioè si è sancita un'alleanza ancora una volta tra le istituzioni e le imprese su alcuni temi. Uno di questi è certamente la prevenzione, di cui lei parlava prima, ma si punta attraverso questa collaborazione, questa osmosi continua di scambio di informazione, a favorire quella che è l'adesione ai programmi di screening e alle campagne vaccinali da parte anche dei lavoratori. Esattamente. Noi abbiamo riunito quello che si chiama organismo provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è appunto presieduta dall'ASP di Catania, che coinvolge tutte le parti sociali, gli enti pubblici che hanno competenze su questo e anche tutte le parti sociali, datoriali e sindacali. E lì abbiamo appunto parlato di questa attività incessante che vogliamo fare, di promuovere la salute nei luoghi di lavoro, di considerare il luogo di lavoro come luogo che promuove salute, quindi Total Global Health, salute a 360 gradi, quindi non solo la sicurezza del lavoratore, che ovviamente sappiamo essere una delle problematiche fondamentali, ma il luogo che deve poter promuovere la salute e il benessere psicofisico. E tra questi lei ha citato due aspetti fondamentali per noi, quindi l'importanza degli screening oncologici e quindi gli screening, soprattutto i 3 screening che sono stabiliti dal Ministero della Salute, che sono le screening per la prevenzione del tumore della mammella, quindi le mammografie, gli screening ginecologici per la prevenzione del tumore della cervice uterina e gli screening del tumore del colon retto, quindi tramite il test del sangue occulto che si dà alle persone con la boccettina e si consegna poi in farmacia. Sono 3 screening fondamentali che salvano la vita. Purtroppo nel nostro territorio, nella nostra regione e nella nostra provincia l'adesione a questi 3 screening è ancora molto bassa rispetto anche alle regioni del nord. Quindi su questo noi dobbiamo puntare e questo vogliamo puntare appunto con questa alleanza, come giustamente diceva lei, con le parti sociali, datoriali e sindacali per andare presso i luoghi di lavoro. Noi siamo appunto disponibili. Qual è perché dalle nostre parti questo dato è molto basso rispetto al resto d'Italia? Sono i lavoratori che mostrano resistenza oppure non c'è la necessaria informazione al lavoratore? Intanto chiaramente sono bassi dal punto di vista della popolazione intera, certo. Quindi non solo, noi adesso puntiamo anche al luogo di lavoro, perché nel luogo di lavoro ci sono tante persone, è chiaro, quindi è basso, è spesso un fattore culturale, cioè nel senso che noi tendiamo a non pensare ai problemi di salute finché stiamo bene, siccome gli screening si fanno quando si sta bene, quindi perché sono appunto preventivi, si tende a rimandare qualcosa tra l'altro che è molto semplice, il test del sangue occulto è un test non invasivo, banalissimo, semplicissimo, non costa niente, non ci sono liste d'attesa, cioè se io voglio farlo domani, riesco a farlo domani un test anche mammografico ginecologico, non ci sono liste d'attesa, non c'è necessità di prescrizione medica,
non ci sono costi. Eppure, ecco, un sondaggio anche che ha fatto il Ministero della Salute, che ha annunciato qualche mese fa, dice che solo un italiano su 5 sa che gli screening sono gratuiti. Quindi non c'è neanche questa informazione. Non c'è l'informazione. Quindi dall'altra parte la necessità della comunicazione, una comunicazione efficace è già un primo strumento di promozione della salute. Quindi su questo bisogna lavorare tutti per comunicare meglio e andare all'importanza. Così come sulla campagna vaccinale, perché i vaccini sono fondamentali, anche quelli salvano la vita, e anche su quello abbiamo ancora delle coperture vaccinali non a livello di quelli che dovrebbero essere, soprattutto quelle pediatriche, ma anche quelle antinfluenzali, eccetera. Allora, tornerei sempre al vertice, perché questo vertice ha approfondito alcuni aspetti che sono di carattere normativo ma anche operativi. Certo, no? sì, certo. Perché le leggi ci sono, ma poi da un punto di vista operativo servono delle decisioni, servono dei confronti prima e poi l'esecuzione. Ecco, da un punto di vista normativo lei ci dice che ci siamo e abbiamo. Le decisioni che sono state prese da questo punto di vista, a che cosa vi hanno portato? Ad una presenza vostra o comunque di vostri partner istituzionali all'interno delle aziende per la comunicazione, per l'informazione, per la divulgazione? Stamattina noi stiamo facendo in qualche modo anche un messaggio di divulgazione rivolto ai lavoratori, ma rivolto anche alle aziende, alla popolazione. Sì, ecco, l'organismo ha sancito questo aspetto, che la nuova normativa anche sulla sicurezza sul lavoro, recentemente un decreto che è entrato in vigore proprio il 1° gennaio, ha stabilito che all'interno delle aziende bisogna fare promozione anche per gli screening e anche per le campagne vaccinali. Quindi l'azienda deve effettuare questa attività, e soprattutto la normativa prevede che i lavoratori possono accedere agli screening in orario di lavoro, quindi non è necessario che si prendano permessi, ma deve essere sancito in orario di lavoro. E addirittura un ulteriore decreto, che proprio del numero 1 del 2026 del Ministero della Salute, ha stabilito anche dei fondi che possono essere dati alle aziende se l'azienda aderisce a questi programmi di screening anche su altre malattie, e basta che l'azienda in questo caso faccia una convenzione con una struttura sanitaria. Vabbè, già questa è una notizia. È un aspetto importante, ed ecco che nella riunione abbiamo stabilito appunto questo. Noi stiamo adesso offrendo la possibilità di fare queste convenzioni, innanzitutto con le associazioni datoriali e sindacali, e ne abbiamo già realizzate alcune, ma ne stiamo facendo altre con le altre associazioni, e poi ai loro iscritti ovviamente di poter stipulare con noi delle convenzioni per poter anche accedere a questi possibili finanziamenti per promuovere gli screening, e non solo, ovviamente i corretti stili di vita e quant'altro. Ecco, in quell'incontro si è sancito un po' questo. Noi adesso butteremo giù queste convenzioni, questi protocolli di intesa con le associazioni, e devo dire che abbiamo avuto un grande interesse da parte delle associazioni datoriali e sindacali, quindi crediamo molto in questa sorta di alleanza, come giustamente l'ha chiamata lei. Da parte vostra però serve a questo punto anche la realizzazione, realizzare la squadra, mettere sulla squadra di professionisti che possa fare questa opera, no? Non dico porta a porta, ma quasi. Ecco, esattamente, lei ha detto quasi porta a porta. Noi stiamo proprio investendo su questo, la mia direzione strategica, il direttore generale sanitario e amministrativo puntano moltissimo proprio a questa sanità di prossimità, come la chiamiamo, quindi una sanità non più che attende il paziente, ma che si va verso il paziente, verso il territorio e così via. Per esempio in questi giorni c'è il camper della prevenzione, che sta girando tutti i 58 comuni del nostro territorio provinciale, che è già partito a settembre, sta continuando. Andiamo in ogni piazza di ogni comune, e proprio in piazza attendiamo, invitiamo i cittadini ad aderire alle mammografie, quindi dentro il camper si può fare la mammografia, si può fare il test ginecologico, e vengono anche consegnati i kit del sangue occulto, e anche la possibilità di vaccinarsi per quel che riguarda anche le vaccinazioni in età non pediatrica. Quindi stiamo cercando di andare appunto verso il cittadino, questa sanità di prossimità che è sempre più tra l'altro voluta anche dalle nostre istituzioni. Quindi diciamo che questa nostra sanità del servizio pubblico, che molte volte viene criticata, dà degli strumenti a tutti noi cittadini, attenzione, assolutamente di poter avere
in maniera gratuita questi controlli che sono fondamentali per la salute di tutti noi. Ecco, questo è un caso in cui l'offerta è superiore alla domanda, quindi diciamo noi offriamo questi servizi e speriamo che invece la domanda aumenti. Magari diciamo, ce ne occuperemo nei prossimi giorni a proposito del camper della salute, ce ne occuperemo anche nei nostri telegiornali. Prima di salutarci, ingegnere, io le volevo dire, c'è un gruppo interistituzionale che si viene a formare allora dopo questi incontri, un gruppo tra organismi di vigilanza, con l'obiettivo a questo punto è quello che abbiamo detto prima, cioè coordinare tutte queste attività, ma soprattutto dare a tutti noi, alla cittadinanza, la possibilità di poter avere di prevenire, ecco. Esattamente, qui parliamo di due tipi il primo gruppo è appunto l'azienda con le parti sociali e datoriali per spingere la popolazione. L'altro gruppo di cui si è parlato nell'organismo provinciale riguarda invece anche i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, quindi diciamo l'aspetto che deve prevenire gli infortuni e le malattie professionali. E qui abbiamo istituito un gruppo istituzionale tra noi, l'Ispettorato del Lavoro, i Vigili del Fuoco, l'INEL e così via, per effettuare quella che chiamiamo vigilanza congiunta e poter quindi da questo punto di vista incrementare i controlli che sono necessari per abbattere quell'altro problema che è quello degli infortuni e delle malattie professionali su cui lavoriamo, e su questo per esempio sul nostro sito fra poco ci sarà quest'altra pubblicazione, si chiama Storie di infortunio, che sono 21 storie di infortuni veramente accaduti di cui l'ASP si è occupata come attività di vigilanza e controllo, che abbiamo voluto narrare per fare in modo che, diciamo, qui c'è l'infortunio narrato e spiegato e deve servire a che cosa? Deve servire a perché l'infortunio è successo, cosa è stato sbagliato e cosa quindi si doveva fare per evitare l'infortunio. E questo è un linguaggio molto semplice per i datori di lavoro, per i lavoratori e anche per i professionisti che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. Possiamo dire che l'ASP di Catania è impegnata a 360 gradi per garantire la salute ai cittadini, la sicurezza sul lavoro ai lavoratori che purtroppo ancora oggi, direi molto spesso, attenzione, incappano in infortuni. Regole chiare per poter evitare poi tragedie. E quello è esattamente l'altra, come diceva lei, anche la tragedia. Le regole ci sono da questo punto di vista, ne abbiamo detto tante volte, lì bisogna incrementare sicuramente anche i controlli, ecco perché appunto questo organismo provinciale che ha questo compito, perché è stabilito dalla legge che ci assegna il compito all'ASP di coordinamento, ma bisogna aumentare la formazione, e una formazione, l'abbiamo detto tante volte, non come quella che è stata fatta in questi anni, la formazione burocratico-cartacea per dare il pezzo di carta per dire che il lavoratore ha seguito quel corso e poi dietro quella formazione, ma c'è una formazione sul campo, una formazione on the job, una formazione concreta, pratica, di poche ore, perché il lavoratore dopo poche ore si stanca, ma che tocchi con mano, che se sbaglia a fare mentre sta salendo sul ponteggio, sull'impalcatura, basta che si distrae un attimo, cade, muore perché non c'è verso di recuperarsi. Allora ecco che quello deve essere uno strumento che, quindi le norme lì ci sono, bisogna lavorare molto anche su questa cultura, ovviamente sui controlli e sulla serietà dell'approccio alla tematica. Grazie all'ingegnere Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania. Temi molto interessanti e sui due fronti, salute e sicurezza sul lavoro. Buon lavoro, buon lavoro davvero. Grazie. Ci dobbiamo fermare, fra poco andremo a Siracusa per scoprire alcuni dei tesori della città di Siracusa, visto che ci sono nel fine settimana le giornate FAI di primavera. Ieri abbiamo visto Messina, oggi Siracusa, insomma stiamo cercando di toccare un po' tutta la Sicilia. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso, come annunciato, parliamo delle giornate FAI di primavera. È un appuntamento che arriva puntuale ogni anno per non solo riscoprire, ma anche valorizzare il patrimonio culturale, artistico
italiano, ma noi in questo caso ci concentriamo su quello siciliano. Per questo andiamo adesso da Francesco Aloi, che si trova a Siracusa. Con lui c'è un ospite che è il capo delegazione FAI di Siracusa. Buongiorno anche a lui, a Sergio Cilea. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo al Tempio di Apollo che oggi ha aperto apposta per noi. Il capo delegazione ci ha fatto questa piccola sorpresa, questo strappo alla regola, ma sarà aperto anche sabato e domenica, appunto, come dicevi tu, per le giornate FAI d'autunno. Allora, è un'iniziativa che ogni anno si ripete, ma ogni anno attrae sempre più visitatori. Sì, questo Siracusa ha ancora tanti beni da scoprire, ma questo è particolarmente speciale quest'anno perché, con una battuta che dico lo vedono tutti, ma nessuno l'ha mai visitato, ed è vero. Per la prima volta si potrà entrare dentro il circuito del Tempio di Apollo, visitarlo e scoprire i 1000 segreti di questo luogo. Angelo, questo è un tempio il più antico dell'Occidente greco, tra i templi in pietra, ed è un tempio che si trova all'ingresso di Ortigia. Qui questo è un luogo di incontro, ma all'esterno, per i siracusani che dicono, quando si danno appuntamento a Ortigia, ci vediamo al Tempio di Apollo, però all'interno non possono mai entrare, eccezione questo weekend. Esatto, sì, la battuta dell'appuntamento al Tempio di Apollo nasce anche con degli amici che venivano da fuori. Dico, ci vediamo allora più tardi al Tempio di Apollo. Dico, ma come, vi vedete al Tempio di Apollo? Sì, ci vediamo al Tempio di Apollo. I siracusani hanno questo luogo come luogo di appuntamento per poi entrare a Ortigia. Le giornate FAI appunto saranno sabato e domenica, 21 e 22, dalle 10 alle 17, e stiamo vedendo in questo momento l'altro sito splendido che apriremo, che è la chiesa del Crocifisso a Lentini. Questa è la chiesa rupestre di Lentini, magari di questo ne parleremo tra qualche istante. Intanto però concentriamoci su quelli che sono i resti del Tempio di Apollo, tra i più fotografati dai turisti, ma non solo. Ci sono delle colonne, c'è però anche un'incisione, c'è un'epigrafe che ci ricorda cosa? Ma allora, un'epigrafe, quella più importante, che ricorda chi noi pensiamo sia stato il mecenate che abbia fatto costruire il Tempio di Apollo. Sui gradoni all'ingresso del Tempio, che è esattamente dalla parte opposta da dove noi guardiamo il Tempio normalmente, c'è una scritta che ricorda che questo mecenate fece questo Tempio bello, ed è una cosa rara perché neanche nessun altro tempio al mondo greco ha un'incisione con una scritta di dedica sui gradoni. Un'altra scritta ancora, perché questo tempio è stato prima tempio ovviamente pagano, poi chiesa cristiana, poi è diventato moschea, poi successivamente nuovamente chiesa normanna, ha seguito tutta una serie di cose fino all'ultimo, prima di essere riportato in luce, è stata caserma spagnola del 600. Quindi possiamo dire, Angelo, in base alle varie dominazioni, questo tempio ha subito tutte le varie influenze dei periodi. Questo tempio, come altri della città, perché c'è anche il Tempio di Atena, l'attuale cattedrale, anche quello è stato una moschea, ma non solo. E questo ci fa capire quante dominazioni siano passate da Siracusa, ma poi da tutta la Sicilia. Sì, stavamo appunto parlando della moschea con questa scritta in arabo pure, che è una sura del Corano. E perché questa scritta? Perché essendo moschea i musulmani non amano e non hanno mai messo immagini di persone o di visi, ma l'unico arredo delle moschee sono le scritte, e questa ci riporta appunto al periodo della moschea araba. Il Tempio di Atena, sì, anche un altro tempio che anche lì ininterrottamente luogo di culto da quando è nato, cioè non ha mai subito cambiamenti di indirizzo. È stato appunto anche quello tempio pagano, è stato chiesa cristiana, è stato moschea e chiesa cristiana fino ad oggi. Certo, alcune volte ci chiediamo se qui non ci fossero soltanto questi resti, ma se ci fosse il tempio vero e proprio, così come lo vediamo magari nelle ricostruzioni, nelle grafiche, fotografie magari no. Cosa sarebbe stato? Tutto diverso, naturalmente. Ma cioè, noi per avere un'immagine pensiamo al tempio di Agrigento, cioè vederlo lì arrivare, questo enorme tempio qui, anche perché questo era l'ingresso della città. A pochi metri dal tempio c'è la porta urbica greca,
quindi chiunque entrava si trovava, immaginate, venivano dalle campagne, da Casupole, arrivavano qui a Siracusa e si trovavano questo enorme tempio, anche perché fu esagerato, è stato il primo tempio dorico, esagerato anche nella costruzione, le colonne sono molto più grosse di tutti gli altri templi che esistono in Sicilia. E diciamo che noi, Angelo, siamo qua tra alcune colonne che ci fanno capire l'entità, la grandezza, lo spessore, e queste parti hanno resistito ai secoli. Angelo, a te. Sì, no, prima facevate cenno anche alla chiesa rupestre del Crocefisso di Rentina. Abbiamo visto un piccolo filmato, anche quello è un bene, è un luogo che, diciamo, quotidianamente non viene certamente frequentato, non viene aperto al pubblico. E allora chiedo al capo delegazione FAI di Siracusa, quanto è importante, mi rivolgo a lei, per i giovani conoscere e apprezzare queste splendide meraviglie che la nostra terra, la nostra Sicilia conserva e tramanda poi alle future generazioni. Serve davvero che i ragazzi conoscono quello che è il patrimonio insomma, culturale che la Sicilia ha. Il FAI lavora fin dall'inizio, da quando è nata l'associazione nel 75, con gli studenti, che chiamiamo ciceroni. Cosa sono loro? Loro sono alunni e studenti delle scuole che li facciamo innamorare prima di tutto dei beni che offriamo, poi sono loro a illustrare alle persone che vengono a visitare questi beni. Abbiamo ragazzi che ormai fanno a gara per essere con noi durante le giornate, sono i testimoni del futuro, a qualcuno dobbiamo passare il testimone, quindi che lavoriamo benissimo con questi ragazzi. Abbiamo anche una squadra che si chiama Fai Giovani e soprattutto sono veramente tanti i ragazzi che lavorano con noi, gli studenti in questi giorni. Beh, questo diciamo che il FAI coinvolge molto i giovani. Sì, il FAI è destinato a far scoprire beni, ma soprattutto a farli scoprire ai giovani, perché quello che dico sempre è la conoscenza che genera amore. Se tu qualcosa lo conosci, allora te ne puoi anche innamorare, proteggere, salvaguardarlo, ma se resta abbandonato resterà lì fino a quando non crollerà. Quindi il fatto che i giovani si innamorino... Sì. Dicevo, concluda. No, dico, il fatto che i giovani scoprano questi beni e che se ne innamorino e che in realtà li proteggano anche per il futuro è molto importante. Grazie. Sono una bella risorsa ai giovani. Prego. Grazie. Purtroppo, diciamo, il tempo ci insegue. Adesso stiamo vedendo delle immagini dall'alto che la regia ci sta regalando. Sono sempre immagini che ci riportano chiaramente a questi splendidi, a questi tesori, a queste meraviglie che la nostra Sicilia tiene ma che molto spesso è impossibile visitare, anche perché alcuni si trovano in posizione e in posti difficili da raggiungere, non sono chiaramente praticabili con grande, diciamo, semplicità. Grazie per quello che fate, per questo fine settimana che insomma regalate a tutti noi a Siracusa, ma abbiamo detto in questi giorni a Buongiorno Sicilia stiamo parlando proprio di tutto quello che ci racconta la nostra meravigliosa regione. Grazie a Francesco Aloi. Grazie al suo ospite, a Sergio Cirà, che è il capo delegazione FAI di Siracusa. Buon lavoro davvero, perché in questo fine settimana immagino avrete tanto da lavorare. Adesso, come sempre avviene al mattino, noi da uno spazio all'altro cambiamo argomento, cambiamo tema. È il momento dell'oroscopo. Andiamo da Marco Amato, c'è la sigla. E allora Marco, ti vediamo, hai alle spalle non solo una piscina, ma vedo forse lontano anche il mare probabilmente in queste riprese. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno Angelo e ben trovato, buongiorno Sicilia. Vi collego oggi da un posto bellissimo, sono nell'Agrigentino e questo posto si chiama Contrada Verdura, un posto stupendo che mi mette davanti al mio mare. Oggi sono qua per lavoro, quindi insomma non faccio mancare neanche io una bella visione di spazi della nostra meravigliosa terra. Bene, allora stamattina ci parli di Fedez, che abbiamo visto a Sanremo assieme a Masini, ma si chiacchiera su di lui non solo da un punto di vista musicale, ci sono anche altre, diciamo, c'è altro gossip che riguarda la sua vita personale, tanto.
tanto gossip. Esattamente, seppure il nostro argomento preferito è Sanremo e Fedez e Masini se la sono cavata veramente molto bene quest'anno, si parla un po' di gossip personale che riguarda ancora una volta il Fedez nazionale. Dunque, sembra che siamo in dolce attesa. Da Giulia, la sua compagna, si vocifera, ci sono voci di corridoio che è in attesa del terzo figlio. Fedez è un bilancia che appare zodiacalmente con l'opposizione di Nettuno, Saturno e tra poco anche del Sole e anche della bella Venere. Sicuramente un terremoto zodiacale che investe la bilancia è un terremoto che poi tra un po', dopo le prime scosse d'assestamento, sembrerà dare assolutamente grande gioia e positività. Quindi un sì bellissimo, faccio gli auguri perché sono sempre una benedizione al di là di qualunque gossip possibile e immaginabile, e auguri a tutti di miglior fortuna. La bilancia è in un momento molto complesso della sua vita e dovrà fare delle scelte di campo per una volta che non sono mediate dalla sua solita diplomazia ma che sono molto forti. E ora vi parlo del cielo di oggi. C'è una stupenda luna nuova in Pesci proprio negli ultimi giorni, che il Sole è in questo segno zodiacale, quindi i segni d'acqua rinascono. Cancro, Scorpione e Pesci in pole position. Ma cosa succede al resto dello zodiaco? Ariete, sta per iniziare la vostra stagione, quindi benissimo per voi che vi sentite ricaricati di energia. Toro, per voi Venere sta di nuovo architettando nuove trame, vi rimette in campo, in gioco, e voi ben contenti di aver ritrovato qualche piccola fortuna. Gemelli, per voi sembra tutto più confuso, una situazione che sembra sfuggirvi di mano, ma allegramente, più che combattere il cambiamento, abbracciatelo e lasciatevi trasportare. Cancro, la luna oggi è nuova, come nuovi siete voi, quindi Cancro alla massima potenza. Leone, ci vede sempre più chiara in tutto e si afferma sempre di più nel lavoro, quindi bravo Leone, dateci dentro. Vergine, stanno per finire i tempi duri, la luna nuova vi fa rinascere un po', vi obbliga a prendere un po' di riposo, ma assolutamente a rifare tutto da capo e in maniera diversa. Bilancia, per voi le opposizioni planetarie si fanno sentire, qualcosa vi porta via, qualcosa a cui dovete fare fronte e che occorre organizzazione. Scorpione, magnificati dalla luna nuova d'acqua, ecco anche voi trionfare in amore finalmente. Sagittario, una luna che vi consiglia di abbandonare tutto ciò che non vi serve, niente orpelli nella vostra nuova vita. Capricorno, sempre sicuri, decisi e determinati, vi lanciate verso un nuovo progetto, ma in amore dovete discutere un po' di qualcosa col partner, non potete sempre comandare voi o dire qual è la direzione. Acquario, questa luna nuova davanti ai vostri occhi apre un mondo molto fantasioso e bellissimo, finalmente riesce un progetto e sembrate essere tornati a casa, qualora e laddove la vostra casa è sempre stata considerata dallo zodiaco le stelle. Pesci, segno zodiacale protagonista della giornata, con questa luna nuova di rinascita che vi farà venire tante nuove idee e che vi avvia verso un qualcosa di solido e sicuro che finalmente non è una promessa ma una realtà che vi siete guadagnato. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata dalla nostra raggiante e luminosa Sicilia. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci rivediamo e ci ritroviamo domani e venerdì, ci racconterai del fine settimana che aspetta tutti noi con le stelle che ci guardano da lassù. Adesso invece vado da Marco Carli. Come sempre noi in questo segmento ci occupiamo di calcio, di sport in generale. Chissà le stelle come guarderanno Viali. Intanto vediamo il titolo del nostro sito Sicilia Web, perché riassume quella che è la filosofia, no, del nuovo allenatore del Catania. Ne abbiamo già parlato nella nostra rassegna stampa, ma mancava questo titolo che appunto riassume i suoi concetti: versatili offensivi, potenziale d'attacco da esaltare, qui per sognare sono ambizioso, devono esserlo anche i giocatori, con il vicepresidente Grella che ha detto proprio nella conferenza stampa è un gruppo che può fare meglio di quello che ha fatto finora. Chiudo Angelo facendovi vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, perché oggi è una giornata importante per quanto riguarda l'Europa League.
League non è che c'è rimasto molto in Europa, anzi in Beh. Champions niente, dopo l'altra sconfitta dell'Atalanta ieri in casa del Bayern Monaco, 4-1. Comunque il si punteggio. intuiva che era un confronto impari assolutamente. Sì, però 10-2 nel totale è una cosa il Bayern è stato pesante. costruito, è una sorta di macchina infernale. Sì, e questo è vero, è quello che manca un po' alle nostre squadre, però ci sono due squadre, allora ritorniamo sul Corriere, che si affrontano, due italiane, per cui una andrà avanti di sicuro. La Roma ha pareggiato col Bologna 1-1 al Dallara, oggi c'è il ritorno all'Olimpico, e poi infatti il titolo del Corriere dello Sport è In e Out. A proposito di Roma o ex Roma, c'è la bellissima emozione di Bove, felicità unica, tornato, esaltato anche dal pubblico del Wolverhampton. Insomma, una bella storia, perché ritorna a giocare ed è la cosa che tutti si auguravano dopo quello che è successo al centrocampista italiano. A te. Grazie Marco, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questo giovedì 19 marzo, è la festa del papà. Allora l'augurio da questo studio a tutti i papà, a tutti i Giuseppe e tutte le Giuseppine o le Giuseppine, come volete voi. Ci fermiamo qui, torniamo domani mattina come sempre alle 8 con Buongiorno Sicilia. A tutti chiaramente un buon proseguimento di visione dei nostri programmi.